Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 5 aprile, sono le 7.33 e andiamo subito a vedere le agenzie le notizie dell'agenzia ANSA. Prima però vi ricordo il nostro sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà con il menu, il palinsesto di giornata. La prima pagina dell'agenzia ANSA si apre, come molti quotidiani, con il processo a Trump. Io non colpevole, dice l'ex presidente degli Stati Uniti, nuova udienza il 4 dicembre. Accusato anche di cospirazione e di avere pagato una seconda donna. L'ex presidente ha chiesto che gli venisse scattata la foto segnaletica. La Casa Bianca, cioè Biden, dice che l'attenzione del presidente degli Stati Uniti è sugli americani e non su Trump, il quale dice il mio unico crimine è difendere l'America. Vedremo poi qualche commento sulla vicenda giudiziario-politica di Trump. Era fuggito da Milano, invece il russo evaso dai domiciliari ora si trova in Russia. Caso Sumahoro, moglie e suocera rischiano il processo. Vedremo un articolo poi sulle incredibili spese per borse della signora Sumahoro, 2 milioncini di euro, cose dei turchi, avrebbe detto Frassica a suo tempo. Intanto i sindacati si mobilitano, 3 manifestazioni a maggio, da sabato a Bologna, Milano e Napoli, risposte di sabato a Bologna, Milano e Napoli, risposte dal governo, chiedono i sindacati, a prescindere. Studentessa Mattarella, sistema malato, basta suicidi, ha parlato davanti al Presidente della Repubblica a Ferrara per l'inaugurazione dell'anno accademico, una studentessa che ha detto peste e corna della meritocrazia. In Italia qualcuno dice che non esiste, secondo lei ce n'è troppa, basta queste storie meritocratiche, se no ci suicidiamo noi poveri studenti. Scontri nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, per Israele evacuati agitatori con bastoni e pietre, per Hamas un crimine senza precedenti. Giornata storica per l'Alleanza Atlantica, la NATO, entra la Finlandia, lavoro minorile, indagine di Save the Children in Italia, bambini e adolescenti tra 7 e 15 anni, si stimano 336.000 casi di lavoro minorile. E la Geo Barents, una delle tante navi che portano migranti in Italia, impegnata a molte ore, adesso cerca un porto sicuro, in 500 alla deriva, soccorsi difficili per il mare mosso. Super bonus alla Camera, ok al decreto, va al Senato, 172 voti a favore, 114 contrari. E poi sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, gas a marzo la bolletta va giù del 13,4%, dopo i ribassi del 34% di gennaio e del 13% di febbraio. Per la famiglia tipo la spesa del gas è di 1.560 euro circa all'anno. Azzerati gli oneri di sistema. E poi la questione del PNRR, Fitto, il ministro per le cose europee, riferirà alle Camere, l'Unione Europea apre alla flessibilità maggiore per l'utilizzo dei fondi, mentre un altro ministro della difesa, Crosetto,
ha detto che la Amerigo Vespucci, la nave che fa da scuola all'Accademia Navale di Livorno, nave costruita nel 1931, bellissima, la Amerigo Vespucci porterà nel mondo il Made in Italy dal 1° luglio per 2 anni, farà tappa in tutti i continenti con tanto di luci tricolori sulle vele per portare nel mondo il Made in Italy. Vivere in centro all'Aquila, 14 anni dopo è ancora un mega cantiere, scrive l'agenzia ANSA, la ricostruzione privata procede, la pubblica è più indietro, il comune lamenta i problemi sono i tempi per il finanziamento, il piano per le scuole, i commercianti che chiedono parcheggi, insomma il terremoto del 2009 e siamo ancora messi, diremmo, abbastanza male. Mentre quasi 80.000 iscritti al nuovo test di medicina, il 70% donne, oltre 43.000 gli studenti delle superiori, 28.000 i diplomati. A proposito di donne, un terzetto di donne alla guida della RAI, o meglio della commissione di vigilanza RAI, per essere precisi, in Parlamento. Floridia, 5 Stelle, nuova presidente, poi Montaruli e Boschi, le vicepresidenti della commissione di vigilanza RAI. Naturalmente vigileremo sul pluralismo e sull'indipendenza, dicono le 3 presidente e vicepresidenti della commissione di vigilanza parlamentare RAI. Le offre un aiuto e la violenta, ha fermato un 37enne a Milano, del quale l'ANSA si guarda bene di dire altro. È un personaggio che ha appena preso la cittadinanza dopo essere stato in galera, marocchino, 37enne, plurirapinatore, palpeggiatore seriale. Stavolta l'ha fatta grossa e è stato appunto fermato a Milano. Mentre lasciamo con ciò la prima pagina dell'agenzia ANSA, c'è una notizia bella di cui si occupa la Stampa in prima pagina, a pagina 17, il terremoto in Turchia, che nessuno più ricorda, e cita: ad ogni modo, la neonata Gizem, sopravvissuta 128 ore sotto le macerie, ha ritrovato la madre dopo 54 giorni. Sta bene, ci ha toccato il cuore, è davvero un miracolo. Una mamma che tutti pensavano morta e una figlia che lei pensava morta, scrive Caterina Soffici sulla Stampa di oggi. Un lampo di luce nella tragedia che ha fatto 50.000 morti e 2.200.000 sfollati, scrive la Stampa. E sempre rimanendo alle notizie, prima di andare alle prime pagine, clamoroso, titola Scenari economici, le polizie belga e tedesca perquisiscono la sede del Partito Popolare Europeo a Bruxelles. L'accusa è corruzione. La notizia non la trovate da nessuna parte. Ne fa invece una notizia di prima pagina di homepage scenarieconomici.it. Le polizie belga e tedesca hanno fatto irruzione martedì sera nella sede ieri di Bruxelles del Partito Popolare Europeo, partito politico conservatore di cui fa parte Forza Italia. Questa volta lo scandalo non ha radici italiane, bensì tedesche. La perquisizione della polizia alla sede del Partito Popolare Europeo a Bruxelles è collegata a un'indagine in corso in Turingia, in Germania. Il partito sta collaborando in piena trasparenza, fornendo tutta la documentazione. E vedremo cosa succederà. Intanto il pallone cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti era veramente una spia, scrive sempre Scenari Economici. È stato pubblicato il rapporto sul misterioso pallone aerostatico, del quale più nessuno pure parla, cinese, che alcune settimane fa attraversò gli Stati Uniti per essere abbattuto al largo della Carolina del Nord. Da quel che trapelato era veramente uno strumento destinato allo spionaggio. C'è poi un lancio del Corriere.it ripreso da Dagospia sulla questione di Emanuela Orlandi. È stata appena fatta la commissione d'inchiesta anche in Parlamento. Emanuela Orlandi è stata portata in Sardegna. Il Corriere della Sera ha scodellato un documento inedito firmato semplicemente un servitore della Repubblica, in cui si svelano presunti dettagli sul rapimento della Orlandi nell'83. Nel dossier si legge: l'operazione Orlandi fu combinata, verrebbe da dire, comunque fu combinata dopo contatti tra il padre di Emanuela Orlandi, Ercole, e un agente del SISDE, servizio segreto. La ragazza il 22 giugno dell'83 alle 20 è già a Civitavecchia, dove viene imbarcata, portata a Santa Teresa di Gallura e poi all'estero. Furono utilizzati agenti dormienti della sezione Gladio. Tra il 93 e il 2000 Emanuela è stata ospite in una casa a Londra sotto la gestione dello IOR, la Banca Vaticana.
mentre la deputata Rachele Silvestri, 36 anni, deputata di Fratelli d'Italia, era stata eletta nel 18 con i 5 Stelle, li ha lasciati dopo 22 mesi, nel marzo del 21 è arrivata a Fratelli d'Italia che l'ha ricandidata, è stata eletta. La deputata Silvestri ha dovuto fare il test di paternità perché c'erano voci che era stata messa incinta da un politico di Fratelli d'Italia. Costretta al test del DNA, il politico sarebbe poi stato il cognato, il celeberrimo cognato di Giorgia Meloni, vale a dire il ministro Lollobrigida. Costretta al test del DNA per tutelare mio figlio, il papà è il mio compagno. Il test ha dato un risultato inequivocabile. La deputata Silvestri, dopo tutte queste voci, si chiede: ma in quanti modi il corpo di una donna può essere violato, abusato e calpestato? Il tutto in prima pagina stamani sul Corriere della Sera. Mentre a proposito di donne, tutt'altro genere di questioni, 2 milioni della cooperativa del deputato con gli stivali, il mitico Sumaoro, lo paghiamo noi, fior di soldi al mese, spesi in borse e vestiti dalla moglie del Sumaoro, Lilian. Indagini chiuse, moglie, suocera e cognato del deputato con gli stivali verso il processo. L'avvocato di Murecatete dice: a decidere sarà il tribunale e non i giornali. Mia moglie ha diritto all'eleganza, aveva dichiarato il deputato Sumaoro, scrive Grazia Longo sulla Stampa di oggi, pagina 9. Lo aveva detto il deputato con gli stivali davanti alle foto che ritraevano la compagna Lilian Murecatete con borse e abiti firmati, mentre su di lei, sua madre e suo fratello piovevano le accuse di false fatture per oltre 2 milioni di euro, quelle contestate alla madre, ed emergevano problemi con il fisco per le cooperative dei migranti. E ora le carte dell'inchiesta confermano la passione per il lusso a scapito delle coop da parte delle congiunte del Sumaoro medesimo. Si profila l'ipotesi del processo per i familiari del deputato con gli stivali. Si legge che i fondi, anziché essere impiegati per scopi sociali, venivano dirottati, per quanto riguarda le cooperative gestite da Murecatete e dal di lei fratello, perché non c'erano solo le donne di famiglia ma anche il fratello. I soldi venivano usati per l'acquisto di beni voluttuari. L'unica accusa per la mia assistita, ha detto l'avvocato della moglie del deputato con gli stivali, è di aver provocato un danno erariale di 13.000 euro. Tuttavia emerge la spesuccia di 2 milioni della cooperativa spesi in borse e vestiti. Con ciò lasciamo gli highlights, o meglio le anticipazioni, andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano di ispirazione cattolica Avvenire, la nostra edicola parte da lì. Trump, lo storico arresto, tutto surreale, migranti e PNRR, governo in affanno, scrive Avvenire in prima pagina. La prima pagina del Corriere della Sera si apre con Trump, naturalmente a processo, ecco le accuse, con Francesco Giavazzi, economista bocconiano, collaboratore di Draghi, che naturalmente spiega che il PNRR, i fondi europei sono ottimi, stupendi, ci faranno crescere, con l'Europa che apre alla possibilità di rinegoziare il PNRR e Salvini dice sì, però bisogna spendere tutto. La lettera poi della deputata di Fratelli d'Italia, Silvestri, che dice: sono stata costretta a fare il test di paternità per mio figlio, il padre è proprio il mio compagno e non un deputato, cioè il cognato di Giorgia Meloni, di cui si vociferava. La Sicilia invece, titola il Fatto Quotidiano, sforna 316 poltrone, c'è pure l'addestratore di cani pagato dalla regione, anzi dalle province in questo caso. La riforma di Schifani, le nomine di Miccichè. Non muoiono mai costoro, politicamente naturalmente. 10 milioni per votare, ma poi il costo degli enti riesumati dalla destra sale con le retribuzioni di consiglieri, assessori, presidenti di 6 province e 3 aree metropolitane, scrive in prima pagina dell'argomento di apertura il Fatto Quotidiano. Poi Trump che copia Berlusconi e chiede di spostare il suo processo. La Finlandia che entra nella NATO, più armi a tutti. E Putin che dice questa è una minaccia. Firma anche tu la petizione del Fatto sul salario minimo, sopra la testata di oggi. Da oggi sulla nuova piattaforma Io Scelgo, uno strumento per farci sentire con sempre più forza. Marco Travaglio si occupa delle elezioni regionali.
ha vinto Fedriga. Mentre lasciamo il Fatto Quotidiano, andiamo al Giornale. Occhio, restano tutti qui. Chi? I clandestini. Rimpatri impossibili, scrive il quotidiano diretto da Augusto Minzolini. Solo 1100 su 27.000 arrivi vengono rimpatriati. La ricetta di Piantedosi: raddoppiare i CPR, i centri per il rimpatrio, il nodo delle procedure, salvati altri 500 disperati, e poi PNRR, il governo va in aula, mano tesa all'opposizione, prime modifiche. A centropagina la spia russa è evasa grazie a un italiano, Artyom Us, il magnate spia russo fuggito da Milano, è ricomparso ieri a Mosca. A farlo scappare sarebbe stato un comando in cui figurava un ex ufficiale italiano. E poi ragazza stuprata, a proposito di Milano, insicura da uno straniero, era uscito di cella questo soggetto un anno fa. E con ciò lasciamo la prima pagina del giornale, andiamo al quotidiano nazionale. Arrestato, scrive il giorno La Nazione, il resto del Carlino in titolo d'apertura, con la foto di Donald Trump, arcigno nella sua espressione del volto, 76 anni, ex presidente, in tribunale a Manhattan, presidente degli States. Trump in tribunale, formalmente incriminato, ma niente foto segnaletica. Dice lui, fa il figo lui, la volevo per la campagna elettorale, la foto segnaletica, dice The Donald. E poi cala il prezzo del gas, aumenta la benzina, così siamo in pari. Continua la discesa del metano, in Italia la produzione del petrolio fanno salire il costo del pieno di benzina. Lasciamo il quotidiano nazionale, andiamo velocemente al Mattino di Napoli. L'autonomia differenziata aumenterà i divari nord-sud, è la solita solfa del Mattino di Napoli, mentre il Tempo di Roma apre con un'intervista al quasi negletto ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, fratello del più noto primario dell'ospedale San Raffaele, Alberto Zangrillo. Intervista a Zangrillo ministro, Paolo, quello della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione sarà più moderna grazie a maggior formazione. Per i dipendenti grazie alla digitalizzazione. Quante volte l'abbiamo sentita sta solfa? Miliardi di volte. Lavoriamo per premiare il merito, attrarre più giovani, puntiamo su strumenti informatici avanzati per aumentare l'efficienza. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto per la pubblica amministrazione italiana. Saluti e baci dalla terra dei Feaci. Guardia costiera sui migranti. Salvataggi lontano dall'Italia sono diventati la prassi, dice la Guardia Costiera a proposito delle ONG varie. Il mercato premia invece i vini sovranisti, scrive ancora il Tempo, e record di vendite di vitigni autonomi. E poi c'è Salvini, 100.000 posti di lavoro per il ponte sullo Stretto. La realizzazione del mitico ponte sullo Stretto di Messina porterà 100.000 nuovi posti di lavoro. La stima è del ministro Salvini. Il leader della Lega ha anche annunciato i tempi dell'opera. Aprire cantiere nell'estate 2024. Lasciamo il Tempo, andiamo a vedere Repubblica, Trump il cospiratore, La Stampa, Trump il cospiratore, ma guarda che strano, i due fratelli per parte di padre, John Elkann, Jedi, Repubblica, bla bla bla, e La Stampa sono uguali stamani nel titolo, questa è una curiosità. Ritardi sul PNRR, aggiunge La Stampa, Salvini cede alla linea Meloni. E intanto La Verità apre invece con l'Europa che prepara il via libera al modello vaccini permanente. Vaccini al modello permanente per i vaccini. Insomma, ci vaccinano costantemente tutti gli anni, tutti i giorni, tutti i minuti, tutti i secondi. Proposto all'Organizzazione Mondiale della Sanità di trasformare l'emergenza in regola, con l'approvazione rapida di altri farmaci e un forte sostegno a Gavi, ente finanziato da Bill Gates. L'Unione Europea annuncia l'utilizzo esteso dei sieri per bambini piccoli, tutti vaccinati a manetta. Per Big Pharma la pacchia non finisce mai, scrive La Verità, e se lo scrive La Verità è la verità, c'è poco da dubitare. E poi Sumaoro e i suoi sponsor che hanno perso la voce, la frittata rosso-verde commentata da Maurizio Belpietro, il direttore. Ho atteso fino a sera prima di scrivere questo articolo, fiducioso che per l'ora di mandare in stampa La Verità l'onorevole Abubakar Soumahoro avrebbe aperto bocca. Non è possibile che non commenti la chiusura indagini che riguarda sua moglie e la suocera, ho pensato. Se non lui, parleranno Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, i dioscuri dell'Alleanza Verdi-Sinistra che lo hanno portato in Parlamento regalandogli una carriera a Montecitorio. E invece no,
Arrivata l'ora di cena mi sono arreso, scrive Belpietro. Sia il deputato con gli stivali sporchi che i suoi mentori hanno optato per il silenzio stampa. No comment. Dalla Procura di Latina sono arrivate notizie sconcertanti. L'uso di fondi destinati ai migranti per acquisti nelle boutique di lusso. Si parla di fatture false per oltre 2 milioni di euro e 500.000 incassati e spariti con misteriosi, ingiustificati bonifici riconducibili all'entourage familiare. Sumaoro lacrimava in diretta chiedendo in favore di telecamere perché mi fate questo, perché giornali come La Verità si occupassero di lui e della moglie. Il Sumaoro è sparito. Sempre dalla prima pagina della Verità, Giorgetti strappa l'impegno a più flessibilità sul PNRR, però la Lega resta scettica. Positivo l'incontro con il commissario Hahn. Fitto riferirà alle Camere, nasce una struttura di missione per frenare gli sbarchi. Trump in tribunale, udienza surreale, poi l'ex ministro Orlando che, scrive Francesco Bonazzi, cade nel ridicolo. Perché? Perché schifa il suo protocollo adottato pure da Schlein e Bonaccini. Orlando critica il protocollo sul lavoro firmato dalla ministra Calderone, è lo stesso che Orlando prorogò nel marzo del 21. Quindi chiudiamo con La Verità segnalando Marcello Veneziani, stiamo facendo la guerra alla natura, denascimento, ma non è detta l'ultima parola. Che fine ha fatto l'ordine naturale? Che ne è dell'uomo al centro dell'universo? Prevale nel nostro tempo la percezione di vivere nel caos più che nell'ordine. È in corso una guerra mondiale contro la natura. Infine Giorgio Gandola, scomodano la Digos per un murale demenziale repellente a Rimini. È stato cancellato nella notte il murale dell'uomo con le tettone che allatta. Il sindaco di Rimini impazzisce, PD e non solo lui. Cancellato nella notte il murale dell'uomo che allatta a Rimini. Il sindaco PD, Jamil Sadel Govaad, insulta pesantemente chi ha imbiancato quella che lui chiama la bellezza dell'altro da sé e chiama in causa la Digos. La sinistra preferisce chi imbratta monumenti che rappresentano l'Italia nel mondo. Con ciò chiudiamo la prima pagina della Verità, chiedo scusa, apriamo quella di Libero. Invece allarme immigrati è il titolo d'apertura, ne arrivano 400.000. Il piano antisbarchi, le proiezioni sulle partenze di quest'anno, il governo che corre ai ripari, chi dice 400, chi dice 600.000. Quest'anno, insomma, avremo a che fare con un bel afflusso di nuovi italiani, aspiranti tali. Le ricette, fondi per la Tunisia, velocizzare i rimpatri, stop ai permessi. Un migrante stupra una ragazza in centro a Milano. Un migrante di lungo corso perché era qui da una quantità inenarrabile di anni. Vittorio Feltri si occupa nell'articolo di fondo del paradosso PNRR. Chi oggi si lamenta ha creato il guaio. L'ipocrisia di Grillini e PD. L'argomento più dibattuto in questi giorni è il famoso PNRR, finanziamento dato dall'Europa all'Italia e ad altri paesi. Si tratta di un pacco di miliardi da investire per ammodernare le strutture e le infrastrutture. Stanziamento considerevole di quattrini in ballo da alcuni anni, nessuno finora ha saputo come investirli. Tra l'altro è debito, non è così elargito dall'Europa, però Transeat. L'hanno creato loro, il problema Grillini e PD. Sempre in prima pagina poi la foto di Matteo Salvini, il leader della Lega, i rosiconi delirano, Lega battuta in Friuli. Hanno scritto perfino alcuni quotidiani, casualmente del gruppo Gedi, Agnelli, Elkan, Compagnia Bella, Repubblica, Stampa. Gli omofobi stanno con la sinistra, 2 gay sono stati eletti con Fedriga. E col PD quanti ce ne sono? Chiede Alessandro Gonzato in prima pagina. Su Libero e poi ancora su Libero, cosa c'è da segnalare? Il PD che pretende di insegnare politica nelle nostre scuole, capirai che novità, compagni in cattedra, scrive Libero. Con ciò lasciamo la prima pagina del quotidiano Libero, andiamo al quotidiano di Sicilia. PNRR, qui c'è un nuovo acronimo inventato dal direttore Carlo Alberto Tregua, Piano Nazionale di Ridicola Resa. Gravi ritardi, inefficienze stanno continuando a caratterizzare l'attuazione del PNRR, ma il governo, anziché premere sull'acceleratore, sembra già pronto a issare bandiera bianca. Per il ponte sullo stretto una nuova occasione, scrive
E aggiunge anzi il Quotidiano di Sicilia, ma l'iter sembra già una lunga corsa a ostacoli. Ripescato il progetto a campata unica, non mancano le critiche, vedremo, staremo a vedere. 2024, ha detto Salvini, 100.000 posti di lavoro, minimo. La foto del nostro condirettore Morelli a pagina 2 del Quotidiano di Sicilia, sarà con noi per la rubrica L'Italia da fare, colossale proposito alle ore 9. Riconferma Federica, punto di partenza e non di arrivo, dice il senatore sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Lega al lavoro per portare i risultati, a pagina 2. E mentre vediamo le prime pagine degli altri quotidiani che non abbiamo visto, uno non lo vediamo perché non c'è niente di interessante, ma parlano di lui. Il quotidiano edito dall'editore svizzero se ne occupa Dago Spia, il Domani, avete capito che si tratta di quello, l'editore svizzero è Carlo De Benedetti. A Milano si infittiscono le voci di una trattativa in corso del boss dell'acciaio, il cremonese Giovanni Arvedi, con Carlo De Benedetti. Per fare che? Per acquistare da parte dell'Arvedi medesimo una grossa percentuale del quotidiano Domani, diretto da Stefano Feltri. Pare che CDB editore, Carlo De Benedetti non sia granché soddisfatto dei conti del giornale Il Domani. Si spendono troppi soldi, dice il buon Carlo De Benedetti. Sul Sole 24 Ore di oggi, invece, quotidiano Confindustria, l'apertura è dedicata agli appalti. Rischio di esclusione dalle gare se scatta la richiesta di rinvio a giudizio. Il nuovo codice appalti. Alle stazioni appaltanti il compito, quasi giudiziario, di valutare l'ammissione. Dalla corruzione alla concussione, molti i reati a rischio di estromissione. Il nuovo codice degli appalti rischia di penalizzare le imprese e trasformare piccoli e grandi comuni in tribunali. Così scrive il Sole 24 Ore. Dal 24 Ore andiamo però al Riformista di Piero Sansonetti che ci propone uno sgub. Nel 92 fu colpo di Stato, spiega il direttorissimo Sansonetti. Le clamorose rivelazioni dell'ex pubblico ministero Colombo. Oibò, Poffarbacco, che è successo? La trattativa fu illegale, scrive il direttorissimo Sansonetti. Gherardo Colombo, l'ex PM, pubblico ministero, che è stato nei primi anni 90 uno dei 5 grandi protagonisti dell'inchiesta Mani Pulite che rase al suolo la meravigliosa, fantastica e ineguagliabile Prima Repubblica, ha scritto un'introduzione al libro di Enzo Carra. Enzo Carra, politico democristiano, famoso per essere stato immortalato all'epoca in Ceppi in manette, ve lo ricorderete tutti, quelli che sono minimamente boomer e dai boomer in su. Nella quale, prefazione a questo libro di Enzo Carra, cosa scrive l'ex pubblico ministero Gherardo Colombo? Racconta un aspetto finora sconosciuto di Mani Pulite e sconvolgente, se lo scrive Sansonetti ci crediamo. Ci dice che, cosa dice Colombo, cosa scrive nella prefazione al libro di Carra? Che nel luglio del 92, quando le indagini erano ancora alle prime battute, fu suggerito ai politici della Prima Repubblica barcollante di confessare i propri delitti e di uscire dalla vita pubblica in cambio dell'impunità. Cioè il pool di Mani Pulite dice ai politici tutti dell'epoca: voi confessate a prescindere e noi vi facciamo ammenda, non vi inquisiamo. In cambio voi però ve ne andate fuori dai coglioni, fuori dalla politica. Colombo dice esattamente che se i politici avessero accettato le condizioni dei PM, cioè confessare i propri delitti e uscire dalla vita pubblica in cambio dell'impunità, appunto, in cambio non avrebbero avuto a che fare con la giustizia penale. In pratica, scrive Sansonetti, fu proposta una trattativa segreta Stato-Tangentopoli, Stato-Magistratura, ovviamente del tutto illegale, si scandalizza il direttorissimo. Dal punto di vista del codice penale, se Colombo racconta il vero, il pool di magistrati di Mani Pulite commise un reato piuttosto serio. L'articolo 338 del codice penale punisce severamente la minaccia al corpo politico. Nella sua ricostruzione dei fatti, Colombo non parla di singoli politici o di imputati, parla di politica al singolare, cioè il soggetto collettivo al quale evidentemente fu proposta la trattativa con la minaccia del carcere. L'articolo 338 del codice penale, spiega il professor direttore Sansonetti, prevede però fino a 7 anni di reclusione. Ovviamente i reati sono caduti in prescrizione, ma resta la ferita allo Stato. Poffarbacco. Fu una trattativa illegale,
Colpo di Stato nel 92, clamorose rivelazioni di Colombo. Andiamo alla prima pagina del Foglio, qui c'è da segnalare un articolo curioso su un'iniziativa di Fratelli d'Italia. Si è parlato molto della legge voluta dal ministro dell'Agricoltura, Lollobrigida, che proibisce la carne sintetica, un divieto per ora solo inutile. Si è parlato molto meno di un'altra proposta di legge di Fratelli d'Italia che va in direzione opposta, con conseguenze positive che potrebbero essere molto concrete. Infatti ieri è stato incardinato, Commissione Industria e Agricoltura del Senato, un disegno di legge che liberalizza la ricerca scientifica sugli organismi prodotti con editing genomico e cisgenesi. Si tratta in sostanza del superamento dell'assurdo divieto alla sperimentazione in campo aperto previsto dalla legge italiana contro gli OGM. Fratelli d'Italia apre alla ricerca sul miglioramento genetico delle piante. Il disegno di legge proposto dal deputato di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Luca De Carlo, liberalizza la sperimentazione vietata dalle leggi anti-OGM. A differenza che in passato, quando sono state combattute assurde battaglie reazionarie sulla necessità per l'agricoltura e le eccellenze agroalimentari italiane di puntare sulla genetica per sopravvivere alle sfide del cambiamento climatico, ora c'è piena consapevolezza e un consenso politico trasversale, scrive il Foglio, dando conto di questa iniziativa. Poi c'è un altro pezzo di Maurizio Crippa sul liceo Made in Italy, lo inventò Renzi, non serve ma fa paura alla sinistra che odia la scuola professionale. L'aveva già inventato Renzi, il liceo del Made in Italy, che però era più volto alla cultura. Per Giorgia Meloni invece è più volto al prodotto, al marketing, alla valorizzazione dei territori e meno alla cultura. Però l'aveva già inventato Renzi, scrive in prima pagina Maurizio Crippa sul Foglio. Dalla prima pagina del Foglio poi c'è un gustosissimo pezzo, quello di Andrea's Version, di Andrea Marcenaro nella sua Andrea's Version, che leggiamo subito. Dopo il Friuli ne ha fatta uscire un'altra delle sue, dove stavolta non blandisce, al contrario se la piglia con l'ashline. Questo il soggetto lo scopriamo alla fine. Chi è che stavolta non blandisce ma se la piglia con l'ashline? Ci arriviamo. E ci è venuta in mente la spiritosata di una scrittrice apprezzata e colta, secondo cui le donne si dividono in 4 categorie: le suore, le puttane, le stronze e le rompiballe. Le suore non la danno a nessuno, le puttane la danno a tutti, le stronze la danno a tutti tranne che a te, le rompiballe la danno a te, solo a te, sempre a te. Ecco, conclude Andrea Marcenaro, Giuseppe Conte è uno dei rarissimi fenomeni di maschio capace di recitare al femminile tutte e 4 le parti, scrive Andrea Marcenaro, chiudendo la prima pagina del Foglio. Meno male che ogni tanto si ride un po'. Intanto, prima pagina del Dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani, riscrivete insieme la riforma Cartabia. È l'augusto consiglio del ministro della Giustizia che arruola gli avvocati e la ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, per riscrivere insieme, d'amore e d'accordo, la legge Cartabia. Con ciò lasciamo anche il Dubbio. Andiamo a vedere Italia Oggi, pagamenti della pubblica amministrazione, udite udite, col turbo. Il rispetto dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni avrà effetti pesanti sulle retribuzioni dei dirigenti. Escluso però il Servizio Sanitario Nazionale. Il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, eccetto il Servizio Sanitario, peserà sulle retribuzioni dei dirigenti, cioè tu non paghi pubblica amministrazione, il dirigente in questione paga lui, sconta il ritardo sia di quelli direttamente responsabili, i dirigenti del pagamento delle fatture, sia di quelli apicali. Le performance dei dirigenti pubblici saranno valutate anche in relazione alla tempestività con cui i loro reparti pagheranno i creditori. Interessante questo. C'è poi un'intervista al professor Francesco Manfredi, economista dell'Università LUM di Bari. Il PNRR, così come è stato pensato, non è realizzabile, va rinegoziato. I dipendenti pubblici sono insufficienti e non adeguatamente preparati per gestire
le progettualità PNR, la nuova programmazione europea e l'ordinaria amministrazione, dice il professor Manfredi. Solo le prime due voci pesano sul Sud per 220 miliardi aggiuntivi da impegnare entro il 2027, cioè PNRR e nuova programmazione europea. Per il Sud sono 220 miliardi. L'Italia è il paese che si è dimostrato meno capace di utilizzare risorse europee della precedente programmazione, con una percentuale di fondi utilizzati che non raggiunge il 44%. Insomma, bisogna rinegoziarlo, sto PNRR, se no va a finire male, dice il professor Manfredi. Si occupa di Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia, ma sarebbe meglio indicarlo come Movimento Sociale MSI, e infatti è nato lì. Si occupa di questo, di Fabio Rampelli, il direttore Magnaschi, nel corsivo di prima pagina su Italia Oggi. Rampelli attualmente in disgrazia agli occhi di Giorgia Meloni, e te pareva, anche se è ancora vicepresidente della Camera, ha presentato un disegno di legge per eliminare i termini stranieri dagli atti pubblici italiani. Multa da 5 a 100 mila euro. Mussolini queste disposizioni le aveva promosse nel 1922 e Rampelli le ripropone 100 anni dopo, in spregio anche lui alla perfida Albione. Vi ricordate Mario Appelius, la voce del regime radiofonico? Dio stramaledica gli inglesi. Mussolini aveva imposto il termine fiorellare al posto di flirtare e al posto di cocktail aveva inventato la bevanda Arlecchino. Mi dia una bevanda Arlecchino di nome Negroni, per favore. Se il disegno di legge di Rampelli, no, Negroni non andava tanto bene, era un cognome però, non era un sostantivo, sia ben chiaro. In ogni caso, se il disegno di legge di Rampelli dovesse passare, ma non passerà, in un colpo solo avrebbe cancellato il Ministero del Made in Italy del suo collega Adolfo Urso. Rampelli è uno che guida con lo specchietto retrovisore, non tiene conto che l'inglese non è più la lingua UK o USA, ma è diventata la lingua del mondo. Non è uno sfizio, ma uno strumento. Non a caso è anche la più diffusa fra le lingue straniere parlate nei paesi più popolati del mondo, Cina e India. Detto ciò, ricordiamoci che inizia la Pasqua ebraica, tra poco, la Pasqua ebraica alla quale si dedica, in un commento interessante, Shalom Bachbut su Repubblica. L'autore è un rabbino, nato a Tripoli nel 1944, ha insegnato al Collegio Rabbinico Italiano, è docente emerito di fisica alla Facoltà di Medicina dell'Università La Sapienza di Roma. La Pasqua ebraica è il futuro dei bambini, il titolo del bel pezzo oggi su Repubblica, pagina 27. Il senso della festività che inizia oggi è quello di tramandare la storia dell'esodo, perché non esiste domani se non si conosce il passato. L'avvicinarsi di Pesach, la Pasqua ebraica, richiama l'attenzione su un saggio di Michael Walzer intitolato Esodo e rivoluzione. Il filosofo americano afferma che la storia della liberazione del popolo ebraico dall'Egitto è diventata il paradigma di ogni rivoluzione, e questo perché non è stato possibile cancellarne il ricordo dai libri. L'influenza dei temi dell'esodo si è sentita in politica ma anche in letteratura. Si pensi a Tolstoi, che fa del protagonista del romanzo Resurrezione una persona pronta a dedicare l'esistenza al servizio degli sfruttati e degli oppressi. Il problema, scrive Bachbut, è come sia stato possibile che a distanza di secoli l'esodo susciti ancora tanto interesse al di là del campo ebraico in cui è nato e si è sviluppato, e parte da qui la riflessione che arriva ai bambini. Tra gli articoli del giorno, ve li cito adesso rapidamente, su Atlantico Quotidiano c'è un bel pezzo di Federico Punzi sul caso Trump, il flop delle accuse contro Donald Trump. Processo politico, 34 capi d'accusa, copia e incolla, ma l'accusa è solo una, è debolissima. Il procuratore ammette non specificato il reato che Trump voleva nascondere. Nessuna sorpresa nei 34 capi d'accusa contestati a Trump. Il caso non c'è. A riconoscerlo i commentatori chiamati a esprimersi dai network della stessa sinistra, da CNN a BBC. Musi lunghi ovunque in diretta. Deludente. Non c'è altro da dire. Nessun fatto nuovo, riconosce l'esperta legale della CNN Kerry Cordero. Se il procuratore Alvin Bragg ha un asso nella manica, l'ha tenuto ben nascosto. Processo storico, dice, intervistata da Avvenire a pagina 5, Karen Friedman Agnifilo, un ex vicecapo procuratore distrettuale di Manhattan. Processo storico ma non solido.
Tutto si basa su una teoria inedita. Temo che un flop minerebbe la fiducia della gente nel sistema giudiziario e convincerebbe tanti di una caccia alle streghe contro Trump. Il caso è storico, ma non solido, dice l'ex vice capo procuratore distrettuale di Manhattan, Agnifilo, sul procedimento penale iniziato contro Donald Trump. È una teoria legale inedita, quella che sta alla base delle accuse di Trump, che offre a Trump molti punti deboli da attaccare. Come minimo possiamo aspettarci tempi lunghi, dice Agnifilo. I legali di Trump cercheranno di fare archiviare il caso. Se il giudice rifiuterà, il processo non comincerà che fra un anno. Sapendo che il procedimento penale medio a Manhattan dura più di 900 giorni, una sentenza arriverà sicuramente dopo il giorno delle elezioni 2024. A quel punto, se Trump fosse eletto, avremmo la situazione inesplorata di un presidente sotto accusa in un tribunale statale. Trump potrebbe da presidente autoperdonarsi? No, anche come presidente non avrebbe il potere di perdonarsi da accuse statali. Il caso è senza precedenti, molto complicato. L'ex avvocato di Trump, Michael Cohen, ha affermato di aver ricevuto ordine da Trump di pagare di nascosto la pornostar Daniels, che sostiene di aver avuto una relazione con lui. Mentre era presidente, Trump ha rimborsato Cohen per i pagamenti e i pubblici ministeri federali sostengono che i pagamenti sono stati falsamente registrati come servizi legali. La falsificazione di documenti aziendali è in genere un reato, ma non un crimine penale. Perché diventi tale, i pubblici ministeri devono dimostrare che Trump ha falsificato i documenti per coprire un secondo crimine, cioè che il pagamento stesso ha violato la legge sul finanziamento della campagna elettorale, poiché si tratta di una donazione segreta illegale per promuovere la campagna. Ma usare la legge statale in quel modo è una teoria legale non testata. Gli avvocati di Trump potrebbero sostenere, dice ancora Karen Agnifilo, ex vice capo procuratore distrettuale di Manhattan ad Avvenire, gli avvocati difensori di Trump potrebbero sostenere che le accuse sono cadute in prescrizione, che è di 5 anni in questo caso, anche se il termine può essere esteso se l'imputato ha vissuto fuori dallo Stato. Ma Trump potrebbe sostenere che vivere a Washington come presidente degli Stati Uniti non conta. Cercheranno di dimostrare che il caso è politicamente orientato? Di certo, per chiedere l'archiviazione delle accuse, i legali di Trump utilizzeranno l'argomento che il procuratore di Manhattan, Alvin Bragg, democratico eletto nella sua posizione, ha preso di mira Trump per guadagno politico. Trump stesso continuerà a sostenerlo, di certo anche come tattica di relazioni pubbliche. La posta in gioco è molto alta. Della lista di presunte violazioni anche penali commesse da Trump, le accuse su cui il Gran Giurì dello Stato di New York ha votato per incriminarlo sono le meno convincenti. C'è motivo di preoccupazione e cautela per gli sviluppi di questo caso. Un fallimento del procedimento giudiziario a New York potrebbe compromettere gli altri procedimenti a carico di Donald Trump. In Georgia, molto probabilmente, Trump sarà perseguito, conclude Agnifilo, per aver minacciato il segretario di Stato di trovare 11.000 voti di cui aveva bisogno per vincere in quello Stato nel 2020. E poi c'è la rivolta del 6 gennaio del 21, in cui potrebbe essere accusato di aver tentato di ribaltare l'esito di un'elezione. Questi sono reati molto seri e le accuse molto gravi. Pagare soldi di nascosto per coprire una relazione non è allo stesso livello. Quel che temo, conclude Agnifilo, è che un fallimento del caso Stormy Daniels, l'attuale, possa minare la fiducia del pubblico nel nostro sistema giudiziario e convincere sempre più americani che tutti i procedimenti contro Trump hanno motivazioni politiche. Sul Giornale, Gaia Cesare intervista un altro espertissimo di questioni legali, Alan Dershowitz, 84enne, avvocato, giurista, professore emerito di giurisprudenza ad Harvard, dove ha insegnato per 50 anni, il quale è un grandissimo avvocato noto in tutto il mondo. Tribunali come arma politica negli Stati Uniti sono a rischio le libertà. Fermare Trump con ogni mezzo non è democrazia, perché nessuno è al di sotto della legge. Considera l'incriminazione di Donald Trump a New York il caso più debole mai visto in 60 anni di carriera.
denuncia l'uso politico della giustizia come arma per fermare la corsa di Trump alla Casa Bianca e bolla i tentativi di distorcere il sistema di giustizia penale con l'obiettivo di colpire l'avversario politico come la minaccia più significativa ai diritti costituzionali e alle libertà civili negli Stati Uniti dai tempi del maccartismo, dice l'84enne Alan Dershowitz, il più noto avvocato penalista del mondo, professore emerito a Harvard. Avvocato di Mike Tyson e di Julian Assange, membro del team difensivo di Nelson Mandela, di O.J. Simpson, di Jeffrey Epstein, Dershowitz ha seguito i casi legali più scottanti della storia americana. Per assicurarsi che qualcuno sia colpevole, dice, è necessario che gli avvocati della difesa siano molto aggressivi nel difendere colpevoli e innocenti. Nel 2019 Dershowitz ha rappresentato Trump nel primo impeachment al Senato, pur non avendolo mai votato, e ora è appena uscito negli Stati Uniti con Get Trump. In italiano suonerebbe come acciuffare Trump. Un libro in cui denuncia la deriva di diversi procuratori, tra i quali Alvin Bragg, il democratico del caso che si è aperto a Manhattan, contro Trump, che starebbero usando le aule di tribunale per ostacolare il ritorno di Trump alla presidenza. Gli sforzi per fermare Trump sono la peggior minaccia alle libertà civili dal dopoguerra, dice l'avvocato Dershowitz. Chi sta tentando di fermarlo, con ogni mezzo, sta creando terribili precedenti nell'area del giusto processo e della pari protezione di fronte alla legge, dice ancora Dershowitz al giornale. Questi precedenti incoraggeranno il perseguimento selettivo dei nemici politici e l'uso del nostro sistema di giustizia penale come un'arma. Il caso giudiziario contro Trump è la prova che la democrazia funziona anche contro i potenti? Chiede Gaia Cesare. Risponde Dershowitz: nessuno dovrebbe essere al di sopra della legge, ma nessuno dovrebbe essere al di sotto della legge. L'accusa a Trump non prova che la democrazia funziona, ma dimostra che la legge può essere manipolata nell'interesse della politica. Complotto contro Trump? No. Ma c'è una combinazione di sforzi da parte di politici ambiziosi per dargli la caccia in tribunale. Lo stesso Dershowitz ha proposto di spostare il processo a Staten Island perché a Manhattan tra l'80 e il 90% degli elettori ha votato contro Trump. Contro di lui ci sono sentimenti estremi. Nessun giudice o giurato vorrebbe essere riconosciuto come la persona che ha liberato Trump. Staten Island, Rockland County o lo stato di New York sarebbero luoghi più equi. La minaccia per la democrazia non è un ex presidente come Trump che non accetta incriminazioni? Chiede il giornale, risponde Dershowitz. Pesa di più che Trump sia candidato a essere il futuro presidente. È più importante del suo ruolo di ex presidente. La sostanza è che non dovrebbe essere perseguito per atti per i quali altri non sono mai stati perseguiti. Il caso Manhattan è il più debole che abbia mai visto. Gli eventi, che si sono verificati più di 5 anni fa, sono da prescrizione e nessuno è mai stato perseguito per atti simili. Per di più, l'incriminazione si basa sulla testimonianza di Michael Cohen, che ha alle spalle una lunga storia di bugie alle autorità federali. Nessun procuratore con un'etica potrebbe presentare Michael Cohen come testimone credibile contro Trump. Non conta aver pagato per il silenzio l'ex amante, Stormy Daniels. Qualsiasi pagamento in contanti a Daniels o a chiunque altro non è illegale, spiega Dershowitz, e nessuno paga il silenzio e poi lo annuncia su documenti aziendali pubblici. Il caso potrebbe anche superare l'appello a New York, ma non sopravviverebbe alla Corte Suprema. Nel mio libro, Get Trump, esamino ciascuna delle 4 indagini, le altre, contro l'ex presidente e dimostro che non ci sono basi di diritto o di fatto per nessuna delle indagini contro Trump. Chi difende i diritti di Trump viene attaccato e la sua carriera viene minacciata. Io non ho mai votato per Trump, ma molti media mi hanno cancellato per averlo difeso
in Senato, spiega ancora Dershowitz. Domanda il giornale: perché ha deciso di difenderlo nel primo impeachment, quando Trump fu accusato, poi assolto per abuso di potere dopo pressioni a paesi come l'Ucraina per danneggiare Biden? Semplicemente perché l'impeachment era incostituzionale, spiega Dershowitz. Cambiamo argomento, andiamo alla questione immigrazione, allarme per l'Italia. Vi segnalo un bell'articolo della sempre pugnace Suad Sbai in primo piano sulla nuova bussola quotidiana di oggi. Scafisti e Mujahideen, sta esplodendo la bomba tunisina. L'unico paese che non ha tempo da perdere di fronte all'esplosiva crisi della Tunisia è l'Italia, che guarda con timore all'ulteriore ingigantirsi del flusso di migranti. Un problema serio che chiama in causa anche il terrorismo jihadista, sempre pronto, come è già accaduto, a cogliere l'opportunità di infiltrare i suoi mujahideen tra i migranti. Se abbandonata a se stessa, nel destino della Tunisia c'è la conflagrazione dietro l'angolo, con l'Italia prima vittima collaterale. Insomma, attenzione a quel che accade in Tunisia, dice Suad Sbai, perché rischiamo una catastrofe umanitaria e l'allarme migranti e la bomba tunisina che esplode. Mentre sul giornale di oggi Gian Michalessin e Fausto Biloslavo si occupano del tema immigrazione. Il primo pezzo, quello di Gian Michalessin, è sull'allarme rimpatri. Respinti soltanto 1100 su 27.000 arrivati. Il ministro Piantedosi vuole raddoppiare i centri di permanenza per i rimpatri, i CPR. Al centro del vertice a Palazzo Chigi lo sblocco dei finanziamenti proprio alla Tunisia. Obiettivo: evitare il collasso del paese, della Tunisia. Il ministro dell'Interno vuole un centro di permanenza in ogni regione per accelerare le espulsioni, mentre Fausto Biloslavo racconta di come la Guardia Costiera tunisina abbia bloccato 10.200 migranti diretti in Italia da inizio anno fino al 20 marzo, facendo da blocco. Anche il Ministero dell'Interno italiano assicura: senza questa attività di prevenzione avremmo avuto il doppio di arrivi, e annuncia il viaggio a Tunisi a fine aprile. Altro argomento ancora, il PNRR. C'è un'intervista sul sussidiario.net a Stelio Mangiameli, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Teramo ed esperto di regionalismo. Ecco perché i comuni non sanno come attuare il PNRR, per attuare il quale il governo rafforza i comuni con nuove assunzioni, ma gli enti locali non sono all'altezza per un motivo preciso: l'attuazione del titolo quinto e la legge del Rio, spiega il professor Stelio Mangiameli. Le riforme istituzionali della sinistra hanno distrutto il nostro sistema territoriale, mettendo in crisi l'attuazione di un piano concepito in fretta e in modo centralistico. Tanti progetti sono nelle mani dei comuni, tanti comuni, specie al sud, sono senza capacità di progettazione e di risorse. Il PNRR, spiega il professor Mangiameli, è stato concepito in fretta in modo centralistico. Se si vanno a vedere le procedure di approvazione, regioni e autonomie territoriali sono state meno che sentite. La giustificazione è stata la premura, presentare il piano, e poi si è pensato che gli enti territoriali sarebbero rientrati come attuatori, ovviamente come enti attuatori, cioè soggetti che avrebbero dovuto partecipare ai bandi ed eseguire le opere. Senza alcun concerto precedente e senza una strategia nazionale, la loro partecipazione si sta rivelando difficile. La quasi totalità dei comuni ha dimensioni tali da non avere un vero ufficio tecnico. Ma il vero problema è che le province, coi loro uffici tecnici, sono state smantellate. Legge del Rio, PD, per cui manca un ente di coordinamento della pianificazione. E le regioni ci siamo ostinate a configurarle come enti di legislazione, riforma titolo quinto, centrosinistra 2001, più che enti di amministrazione. Insomma, le regioni e le autonomie territoriali versano in condizioni disastrose dopo quella riforma del titolo quinto del 2001. Per quanto riguarda il PNRR e la gestione dei fondi europei, la Lega chiede spendere tutto ma bene, dice Salvini. Sulla questione il Corriere della Sera intervista l'ex ministro dell'economia, attualmente presidente della Commissione Esteri della Camera, ma qui intervistato più come economista, l'ex ministro Tremonti.
Giulio Tremonti, sulla gestione dei fondi europei in Italia le difficoltà sono strutturali. Il governo ora esprima la capacità amministrativa. Il codice degli appalti, riformulato da Salvini, una scelta giusta, dice Tremonti. Il piano può essere un successo straordinario dell'Italia. Va recuperato il modello Genova. Da ex ministro ricordo i poster delle grandi opere europee in mostra a Bruxelles. Purtroppo tra questi non ce n'erano che raffigurassero opere italiane. Noi infatti facciamo soprattutto micro interventi. Per quanto riguarda invece l'altro tema, quello del bonus, super bonus eccetera, truffa sui bonus edilizi, sono state indagate 48 persone in quel di Monza e Brianza, sequestrati 90 milioni. Un commercialista di Varedo, le finte ristrutturazioni, lavori inesistenti, intestati a ben 700 persone, le quali erano del tutto ignare. Cessione del credito, gli importi passavano da una società all'altra fino ad arrivare all'incasso del denaro. A proposito di denaro, Sicilcasta, titola Il Fatto, l'abbiamo visto prima, il pezzo di dettaglio è alle pagine 6 e 7, le province della Sicilia sono risorte con 316 poltroncine schifanoidi. Schifani è il presidente della regione. La decisione dell'Assemblea regionale della Sicilia più che solo del presidente. Il nuovo governo di destra fa rivivere i vecchi enti, pioggia di stipendi, indennità e gettoni per 9 consigli. Pensate che stavo rileggendo adesso la prefazione a quel libro stupendo che era La Sicilia nel 1876, frutto di un'inchiesta di 3 deputati, Emiliano Romagnol Toscani, Enea Cavalieri, il futuro ministro Sidney Sonnino e Leopoldo Franchetti. I 3 fecero un viaggio del tutto autonomo, privato, perché nel frattempo si stava facendo una commissione di inchiesta sulla Sicilia che produsse risultati controversi e come minimo minimizzava i briganti, la mafia e via dicendo, insomma nel perfetto stile italico. I 3 invece fecero un viaggio privato per conto loro, ancora da studiosi, Università di Pisa e imprenditori, soprattutto poi il terzo, Enea Cavalieri, che firma la prefazione nel 1925, a distanza di 50 anni, notando che non è cambiato nulla, tra l'altro, che non è cambiato nulla neanche oggi per molti versi, ma comunque i 3 notavano proprio questo, che si comprava il consenso, si utilizzavano i mafiosi naturalmente e i briganti, li utilizzavano i possidenti, i ricchi, i latifondisti, gli imprenditori, li utilizzavano i poteri pubblici, i prefetti e via dicendo, e li lodavano anche pubblicamente o meno pubblicamente, e in ogni caso una pioggia di soldi pubblici corroborava tutta la macchina. Non è cambiato niente per molti versi, in molti casi e in molte zone e da parte di molti esponenti del ceto politico amministrativo. Il nuovo governo di Sicilia fa rivivere i vecchi enti, pioggia di stipendi, indennità, gettoni. È cambiato che nel frattempo la Sicilia, dopo la seconda guerra mondiale, ha avuto uno statuto autonomo di straordinaria ampiezza e il suo Parlamento, naturalmente l'Assemblea regionale siciliana, è indicata come un Parlamento vero e proprio, il primo Parlamento, eccetera, eccetera. Glorie, diciamo così, retoriche, ma il quattrino pubblico lo dà sempre il munifico pantalone e le munifiche pantalonesse italiane, i contribuenti italiani, tutti. Quelli che pagano. In ogni caso in Sicilia sono rinate le province e tutto ciò che gli sta dietro. Mentre su Avvenire c'è un altro tema di primo piano, la siccità, specialmente in pianura padana. A pagina 10 la nona puntata dell'inchiesta di Paolo Viana. Il nostro lavoro è a rischio, dicono coltivatori e allevatori. Gian Enrico Grugni, nell'Odigiano, allevatore, dice nulla da eccepire sul consorzio irriguo che ci serve, ma se non c'è acqua il reticolo non la può portare nei campi. Sono 2 mesi che non piove, il frumento già soffre. Simone Zaccarelli, imprenditore romagnolo, Coldiretti, il canale Emiliano Romagnolo è un'infrastruttura preziosa, ma se il Po è in secca, tutto il sistema ne risente. Simone Rec, che adesso è al Vinita, li osserva. Purtroppo non possiamo fare molto, siamo in Veneto, il Piave è vuoto e la situazione è peggiore dell'anno scorso. Scontiamo 8 mesi senza precipitazioni. La guerra per l'acqua in pianura padana, scrive Avvenire, sta cambiando non solo la fisionomia dei territori, ma anche i progetti di agricoltori e imprenditori. E Avvenire continua a raccontare le loro storie. Pagina 10, nona puntata dell'inchiesta sulla siccità
in pianura padana. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Italia divisa in due, con tempo soleggiato e asciutto al centro-nord e con qualche disturbo invece sulle regioni meridionali. Al mattino soleggiato sui settori centro-settentrionali del paese, ad eccezione di Lazio, Abruzzo e Molise, dove avremo molte nubi e dove potranno anche verificarsi dei fenomeni. Irregolarmente nuvoloso al sud, con rovesce temporali, specie in Calabria. Nel pomeriggio condizioni di instabilità al sud, anche con nevicate in collina. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Antonin Dvorak, Sinfonia numero 9, Opera 95, eccetera, eccetera, dal Nuovo Mondo. Allegro con fuoco, Herbert von Karajan, Wiener Philharmoniker. Herbert von Karajan nasce a Salisburgo oggi il 5 aprile del 1908, morirà nell'89 e non ha bisogno di presentazioni, lo abbiamo qui ascoltato, o meglio abbiamo ascoltato l'Orchestra Filarmonica di Vienna, la Wiener Philharmoniker, da lui diretta. Intanto torniamo ai quotidiani di oggi. Tra gli articoli degni di nota, tra poco però sarà con noi alle 8.45 Alberto Gusmeroli per un focus, un cui Parlamento particolare. Il paradosso dei nuovi carburanti fatti per auto che non ci saranno, scrive Avvenire in una pagina di approfondimento sulla nuova mobilità. 2035, come sapete, l'Europa ha approvato le regole sulle emissioni di CO2 di auto e furgoni, stop alla vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel nel 2035. Deroga per gli e-fuel, cioè i nuovi carburanti per auto che non ci saranno. Tavares, Stellantis, dice le benzine sintetiche per noi cambierà poco, ma anche da Renault fanno sapere la stessa cosa. Sarà un'alimentazione di nicchia, e mentre l'Europa ha litigato per mesi per ammettere un'alternativa all'elettrico, i costruttori hanno già svoltato dicendo addio ai motori termici e indietro non torneranno. Insomma, una battaglia di retroguardia, quella tedesca, per gli e-fuel e compagnia bella. Il nostro Carlo Cambi sarà con noi dalle 9.30, si occupa stamani sulla Verità del liceo del Made in Italy, le prime iscrizioni già tra un anno. Il capo dei presidi, Giannelli, ha detto che l'idea di Giorgia Meloni è buona, sarebbe un incrocio tra un istituto tecnico e un agrario con competenze anche nella moda. E poi lo stesso Giannelli è intervistato oggi da un altro quotidiano. Vi segnalo su Italia Oggi, pagina 2, l'analisi di Marino Longoni, soppiantati da chi ha più vita in corpo. In tal modo arriverà la fine della storia, la nostra. Una visione cupa e pessimistica che parte dalla demografia. Riuscire ad aumentare la natalità nei paesi sviluppati è impossibile. Era il titolo dell'interessante commento del direttore Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi giovedì. In effetti, fino a qualche anno fa ci si preoccupava dell'esplosione demografica che avrebbe reso inabitabile il pianeta Terra. Sovrappopolamento, scarsità di cibo e acqua, esplosione di conflitti. Ora invece i dati dimostrano non appena la maggioranza della popolazione di un paese raggiunge un certo grado di benessere, smette di fare figli. In Italia il tasso di natalità si è dimezzato in 40 anni, in Cina è sceso da 25 a 10, in India da 37 a 12. Il fenomeno di questa proporzione inversa tra crescita economica e crescita demografica può sembrare paradossale e non dipende dagli anticoncezionali, ma anche dal cambiamento dell'identità femminile, sempre più affrancata dal ruolo di moglie e madre e alla ricerca di realizzazione autonoma. Un'altra causa è la dissoluzione della famiglia, la perdita di sacralità del vincolo, l'esplosione di divorzi e separazioni. Ragione di fondo però la pensione. La mancanza di un sistema previdenziale costringeva le famiglie a fare molti figli per avere braccia e per assicurarsi sostegno nella vecchiaia. Nella società contemporanea il problema non esiste più. Al contrario, fare figli significa togliere tempo all'attività produttiva e affrontare il rischio, in caso di separazione, di una conflittualità devastante. La situazione nella maggior parte dei paesi europei è tal grave da non lasciare intravedere alcuna possibilità di uscita dal problema. Dovremmo rassegnarci, conclude Longoni, all'idea che le popolazioni più ricche, sempre meno in grado di riprodursi, finiranno per essere soppiantate da quelle più povere e più vitali come quelle africane. Fine della storia, la nostra, conclude Longoni. Luigi Curini si occupa, sempre su Italia Oggi, pagina dei commenti, del fatto che non bisogna più perdere tempo con chi non è d'accordo con te. Si sta affermando quest'idea negli Stati Uniti, una nuova e pericolosa forma di censura. Il pezzo è come sempre interessante, come tutte le osservazioni fatte dal professor Curini. Tino Oldani, nella sua torre di controllo, siamo sempre su Italia Oggi, si occupa della riforma del mercato europeo dei farmaci. È allo studio da 20 anni, ma le grandi multinazionali del farmaco, Big Pharma, tengono al laccio la Commissione europea. Niente di nuovo. A proposito di sanità, inchiesta Covid, il Ministero manderà gli ispettori a Bergamo per le parole del procuratore Chiappani, che è finito sotto accusa, rischia un provvedimento disciplinare. Il procuratore di Bergamo rischia un provvedimento disciplinare per le dichiarazioni alla stampa
legate all'inchiesta sulla gestione Covid. Ne ha parlato ieri il sottosegretario leghista alla giustizia Andrea Ostellari. Il Ministero sta effettuando approfondimenti per verificare se si configuri nei confronti del procuratore capo di Bergamo l'illecito previsto dal decreto legislativo 109 del 2006, dove si fa riferimento a dichiarazioni pubbliche e interviste su persone coinvolte nelle indagini. Ha parlato troppo, insomma, il procuratore capo di Bergamo. Vi segnalo su wired.it un articolo a proposito di carne sintetica, l'ingrediente che non ti aspetti nella carne coltivata in laboratorio, che sintetica non è tra l'altro, perché casomai di derivazione cellulare, ma comunque per ridurre gli ingenti costi di produzione, diverse aziende hanno iniziato a ridurre il contenuto di cellule animali nei loro prodotti e ad aggiungere sostanze vegetali. Sulla questione del cosiddetto cibo sintetico, Francesco Borgonovo intervista Felice Adinolfi, professore di economia agraria all'Università di Bologna, sulla Verità di oggi, pagina 13. Col cibo sintetico si rischia il monopolio. Presentare la carne in provetta come salvezza del mondo è folle. 4 o 5 proprietari di tecnologie brevettate potrebbero accendere e spegnere un bioreattore e decidere come sfamarci, distruggendo la filiera alimentare, dice il professor Adinolfi. Lo stop del governo italiano potrà contrastare un'eventuale via libera dell'Unione Europea a questi prodotti. Essere contro la bistecca artificiale non è oscurantismo, vanno valutati anche gli impatti sociali, che non è del tutto artificiale, perché nasce da una cellula vera di animale vero. In fila per i grilli è invece il titolo del provocatorio pezzo firmato da Giuseppe Russo su avanti.it. La storiella dei panini al grillo di Milano è un altro passo avanti nella costruzione della società dello spettacolo assoluto, scrive Russo, quella in cui non conta la realtà ma la sua rappresentazione. Dallo stato liquido siamo al gassoso. È successo che dopo il via libera alla commercializzazione della farina parzialmente sgrassata di Acheta Domesticus, Grillo, da parte della Commissione europea, i quotidiani del gruppo GEDI, cioè Repubblica, La Stampa e affini, hanno lanciato una campagna promozionale del nuovo prodotto, un'operazione simpatia pianificata a tavolino per creare un hype intorno ai grilli mangerecci, montare cioè il fenomeno fino a renderlo una nuova moda. In fila a Milano per i grilli è il racconto. Sulla questione invece dell'intelligenza artificiale ci sono 2 interviste sui quotidiani gemelli, Repubblica e Stampa, a Mila Murati, ingegnera, 34enne, nata in Albania, Chief Technology Officer della statunitense OpenAI, che è la società che ha creato ChatGPT. Il garante ci ha bloccato, ma gli italiani vogliono l'intelligenza artificiale, a proposito di creare la moda, la tendenza, diciamo così, in senso un po' ampio, però insomma ci siamo. Le risposte errate di ChatGPT, che ci contesta l'autorità per la privacy, le correggiamo grazie ai consigli degli utenti, perché questa roba qui autoimpara, si emenda da sola, è intelligente, insomma. L'intelligenza appunto artificiale. A Musk dico che anche noi temiamo certi rischi, ma la soluzione non è bloccare l'innovazione, bensì svilupparla insieme alla società. E sulla Stampa c'è un'intervista analoga, non abbiate paura di ChatGPT, dice la stessa intervistata, cioè Mira Murati, responsabile tecnologia di OpenAI, creeremo nuove professioni, non violiamo la privacy. La soluzione non è bloccare ma gestirlo. Lo strumento potrebbe cambiare molti lavori e provocare disinformazione. Non vogliamo lasciare l'Italia, speriamo che si riattivi subito il servizio. C'è stato un errore del software che ha pubblicato l'1% dei dati. ChatGPT 4 è stato provato per mesi. Non stiamo ancora lavorando al 5, ma sulla Stampa c'è in più il commento del matematico Pier Giorgio Odifreddi. A pagina 23, l'intelligenza artificiale ci sta superando e darà vita a una nuova specie tecnologica. La possibilità che le macchine prendano il sopravvento sugli esseri umani è realistica, dice Pier Giorgio Odifreddi, anzi scrive sulla Stampa di oggi. Le macchine possono prendere il sopravvento sugli esseri umani. C'è il pericolo di abuso di sistemi così potenti come è successo negli Stati Uniti. I programmi finiscono per compiere azioni impreviste dai programmatori. Odifreddi è un matematico. Con ciò ci fermiamo un attimo e apriamo la nostra parentesi della quale vi dicevo prima con Alberto Gusmeroli tra pochissimo.
Qui Parlamento. Quale sublime introduzione al nostro Qui Parlamento e alla nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, Johann Pachelbel, canone e giga in re maggiore, Herbert von Karajan alla direzione, perché oggi nasceva lui, Herbert von Karajan, 5 aprile 1908. Mi rendo conto che nasceva lui può essere equivocato, quindi mi emendo subito, nasceva lui nel senso di von Karajan, non pensate ad altro. Intanto do il benvenuto e il buongiorno ad Alberto Gusmeroli, come dicevo poco fa, nostro ospite stamani, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, responsabile dell'unità fisco del Dipartimento Economia della Lega. Buongiorno Gusmeroli, grazie. Buongiorno direttore, un buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Allora Gusmeroli, insieme alla deputata Laura Camandoli, componente della Commissione Finanze, avete proposto un'idea al governo in tema di super bonus, no? Serve una legge per semplificare gli incentivi fiscali nel loro complesso per l'edilizia e riqualificare il nostro patrimonio immobiliare. Quindi Esatto. il punto è questo, non buttiamo via tutto, non facciamo discorsi generici, ma andiamo a fare qualcosa di utile, mi sembra di capire. Questa è l'impostazione della vostra... Sì, assolutamente. Allora, chiudiamo la pagina, diciamo, del straordinarietà di super bonus e apriamo una pagina che magari inizi dal 2024 e che vada avanti fino al 2040, un po' come è successo per i bonus ristrutturazioni che sono iniziati nel 1998 e di fatto hanno cambiato faccia nel 2020. Quindi una legge scritta con calma, scritta bene, che non crei problemi, che sia semplice, che unifichi i bonus dell'edilizia, che spinga alle due cose importanti quando si ristruttura un immobile, l'efficientamento energetico e la tutela antisismica. Quindi lasciamo perdere sistemazioni di facciate, cose, diciamo, interventi voluttuari e andiamo alla sostanza, che è quello l'obiettivo che dobbiamo avere tutti, quindi efficienza energetica, tutela ambientale e tutela antisismica, perché un paese è molto esposto ai terremoti e quindi è giusto in qualche modo efficientare anche la fucilità sismica. Per fare Ecco, la stiamo sentendo un po' malamente adesso, in questo momento c'è un qualche disturbo della linea telefonica, vediamo se riusciamo a risolvere. Adesso mi sentite meglio? Vediamo, ci proviamo, prego. Meglio? Forse sì. Pronto? Ok. Dicevo quindi, per fare questo, quindi efficienza energetica e tutela antisismica, noi abbiamo presentato prima un progetto di legge, quindi strutturato, che funzioni, che non abbia più le criticità della cessione del credito, le truffe, il blocco dei cassetti fiscali, le difficoltà imprese, famiglie, e poi l'altro giorno io e l'onorevole Carandoli ci abbiamo aggiunto un ordine del giorno. Sì. E questo ordine del giorno è stato approvato dal governo, cioè perché la linea guida a questo punto qual è? È cercare di efficientare dal punto di vista energetico e antisismico, ma con degli strumenti che vadano un po' a calibrarsi sul tipo di intervento e sulla persona che deve fare l'intervento. Cosa significa? Significa sostanzialmente che ci sono persone che non si possono permettere, perché non hanno risparmi, di efficientare la propria casa. Questi vanno aiutati sia con la misura dell'intervento, magari anche totale, cioè arrivare al 100% del costo dell'intervento, e con la cessione del credito al conto di fattura. Altri che invece non hanno problematiche né di reddito né di risparmio, invece devono essere aiutati con una percentuale ridotta e non con la cessione del credito al conto di fattura, perché non si può. Aspetti. Allora,
Gusmeroli, la interrompo solo per invitarla anche nel frattempo Prego. magari a mettersi in una posizione un pochino migliore, perché ogni tanto c'è qualche disturbo della linea telefonica. Ne approfitto però per chiederle questo, visto che lei stava ragionando proprio su questi punti empirici, no? Allora, è possibile differenziare, no? Non fare una regola che valga per tutti, e quindi ricchi, poveri, furbi, corretti e via dicendo, come è stato fatto fin qui, generando qualcosa come truffe per 9 miliardi, 3 miliardi e 6 di sequestro della magistratura e 19 miliardi di crediti bloccati nei cassetti fiscali, come lei e Cavandoli ricordate in premessa, no? Ecco, è possibile quindi superare quel sistema lì che è valido, come dicono i giuristi, erga omnes, cioè per tutti, e invece fare caso per caso. Chi ha bisogno dello sconto in fattura o della cessione del credito, persone meno abbienti o gli incapienti fiscali, è un conto, gli altri è un altro. Preso atto anche del fatto, voi lo ricordate, che dal 1° gennaio del 24 la disciplina dei bonus edilizi è caduta la linea. Qua vediamo di ricontattare Alberto Gusmeroli, spero, perché stavo dicendo che dal 1° gennaio del 24 la disciplina ordinaria normale dei bonus edilizi, decreto legge 19 maggio 2020 numero 34, assumerà la percentuale del 60%. Questo è un dato di fatto. Dal 1° gennaio dell'anno prossimo siamo al 60% ordinario. Quindi bisogna fare in modo che lo strumento sia tarato in maniera più fine rispetto alla validità generale con cui si è operati fin qui. Questo era un po' il punto, no? Ecco, Gusmeroli, dovremmo aver recuperato il collegamento. Stavo dicendo, citando peraltro il vostro ordine del giorno approvato dal governo, che voi fate riferimento al fatto che finora lo strumento unico ha prodotto un tot di truffe. Ho dato prima i numeri, li fate anche voi nell'ordine del giorno: sequestri della magistratura, 19 miliardi di crediti bloccati. Questa era la regola che valeva per tutti: ricchi, poveri, incapienti e persone meno abbienti insomma. Al contrario, voi dite che bisogna tarare lo strumento a seconda delle situazioni, che mi sembra un principio molto pratico, molto pragmatico, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio del 24, cioè dall'anno prossimo, ordinariamente la disciplina bonus edilizi assume la percentuale del 60%, no? Quindi bisogna rivedere tutto e tararlo per caso, zona per zona, immobile per immobile. Si può fare? Ci sono gli strumenti amministrativi per farlo? Prima di tutto però servirebbero gli strumenti telefonici per farlo, le linee telefoniche, che sono una ciofeca, come diceva il principe De Curtis in Italia, perché quando abbiamo privatizzato abbiamo fatto un bel affarone. Vediamo se riusciamo a rimetterci in collegamento con Alberto Gusmeroli, perlomeno prima che scocchino le 9, perché dobbiamo salutarci comunque entro le 9, e vediamo un po' se riusciamo, perché comunque l'iniziativa è interessante, cioè è un'iniziativa che vuole rendere pratico questo strumento dei bonus edilizi. Dal 2024 e per gli anni a seguire, che cosa si impegna il governo a fare? A riorganizzare la disciplina delle agevolazioni fiscali, l'efficientamento energetico e sismico, a individuare una percentuale unica per le attività di recupero del patrimonio immobiliare, con la possibilità di recuperare il credito fiscale nella dichiarazione dei redditi secondo la scelta del contribuente da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, e a identificare una percentuale maggiorata fino alla totalità del costo per gli interventi di efficientamento energetico sismico su immobili, soprattutto quelli adibiti a prima casa. Insomma, la faccio corta e dovremo essere di nuovo in collegamento con Alberto Gusmeroli. Voi proponete, invece di uno strumento unico che ha funzionato sì e ha funzionato no, sono tanti anche i no e i punti oscuri, oltre ai numeri che davamo prima, cioè truffe, sequestri e crediti incagliati, lo strumento unico va trasformato in qualcosa di più flessibile, adattato caso per caso. Quello che mi domandavo, Gusmeroli, è: si può fare? La pubblica amministrazione può farlo? È in grado di farlo? Ma noi l'abbiamo scritto in una proposta di legge, l'abbiamo anche già depositata, quindi quell'ordine del giorno già indica la linea, perché in un ordine del giorno non si può entrare in tecnicismi. La proposta di legge indica i tecnicismi, cioè noi dobbiamo dividere. Ci sono persone che non hanno i risparmi. Prendiamo un condominio. In un condominio ci sono persone
che diciamo possono, li chiamiamo diciamo ricchi tra virgolette o abbienti, e ci sono invece quelli meno abbienti. E ci sono quelli che hanno i risparmi, quelli che non hanno i risparmi, ci sono quelli che la loro dichiarazione ha tanta IRPEF da compensare e ci sono quelli che non hanno IRPEF da compensare. Quindi noi dobbiamo in qualche modo far sì che i condomini si efficientino. Perché? Perché se non aiutiamo in modo diversificato, chi non ha i risparmi non riuscirà a efficientare. E se non si riesce a efficientare il proprio appartamento, è chiaro che a quel punto non si efficienta il condominio. Quindi la regola potrebbe essere: uno, chi non ha risparmi e chi non ha IRPEF in dichiarazione dei redditi, quindi se anche gli dici di compensare non ha niente da compensare, a quel punto gli permetti di avere un bonus che gli copre la totalità e una cessione del credito sconto in fattura. Chi invece ha queste possibilità non glielo permetti, gli fai dedurre in dichiarazione dei redditi fino a 20 anni, in modo che la riduzione sia recuperabile anche per IRPEF molto bassa. Questo permette allo Stato di gestire nel medio-lungo termine milioni di immobili che necessitano di essere efficientati dal punto di vista energetico e sismico. Perché? Perché se noi facciamo operazioni come quelle del superbonus concentrate in pochissimo tempo, saltano i conti pubblici. Cioè noi dobbiamo mettere assieme il bisogno degli immobili di essere efficientati, aiutare le famiglie bisognose a efficientarle, perché se no non riusciamo a efficientare soprattutto i condomini, dove magari in un condominio hai 20 famiglie e ce ne sono 5 o 6 che non se lo possono permettere. Dall'altro lato devi cercare di non mettere in crisi le imprese e le stesse famiglie, come è successo con il blocco delle cessioni del credito, con i 19 miliardi bloccati o addirittura con i 9 miliardi di truffe. Quindi questa operazione qui la dobbiamo fare e non è che possiamo solo parlarne. Perché? Perché purtroppo è entrata in vigore questa direttiva europea che ha una data stringente e che sicuramente cercheremo di spostare in avanti, ma il tema dell'efficienza energetica e dell'efficienza sismica è un tema che ci riguarda, al di là dell'Europa Certo. ovviamente, non ascoltando i paesi, dice entro il 2030 tutti classe E. E ovviamente stiamo parlando di milioni e milioni di immobili e non possiamo neanche pensare di riuscirci, no? Perché vorrebbe dire avere 20 volte le imprese che abbiamo, avere le materie prime a disposizione, cosa impossibile, quindi ci chiede una cosa che è praticamente impossibile. Ma al di là del fatto che ci chiede una cosa che è impossibile, noi questa roba qui la dobbiamo fare almeno per il 2040-2050. Insomma, perché la necessità c'è. Insomma, il punto è la necessità c'è, il problema è vero, usiamo uno strumento appropriato, punto. No? Bravissimo, scriviamo una buona legge. Io su questo, e la Lega su questo ha fatto delle battaglie, perché anche prendiamo un'altra legge, il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza purtroppo ho torto collo, l'abbiamo dovuto votare anche noi, però all'inizio peraltro la legge che aveva scritto i 5 Stelle, meno male eravamo noi al governo, perché se vi facciamo leggere la legge che avevano preparato loro, altro che il buco di bilancio del super bonus, ci sarebbe stato uno strabuco. Comunque, a parte questo, aiutare chi non ha possibilità di trovare lavoro, perché all'interno del reddito di cittadinanza ci sono quelli che non hanno nessuna possibilità di trovare lavoro, quelli dobbiamo aiutarli tutti. Ma tenere a casa le persone che possono lavorare con il reddito di cittadinanza è sbagliatissimo. Quindi noi abbiamo anche in quel caso lì la necessità di rivedere completamente quella legge che
una parte del fine è pure giusto, ma una parte del fine è totalmente sbagliato, e quindi dobbiamo in qualche modo intervenire. Spesso noi abbiamo dei fini corretti e scriviamo le leggi talmente male che purtroppo il risultato è questo qui. Nel caso del Bene. super bonus il fine era, poteva essere giusto, ma scritto in quel modo, aiutando tutti, i momenti saltano i conti pubblici. Chiaro, allora avremo modo di risentire Alberto Gusmeroli su questa questione, speriamo, perché così vorrà dire che il governo avrà preso sul serio questa iniziativa, che mi sembra molto pragmatica. Grazie per il momento ad Alberto Gusmeroli. Grazie, un saluto a tutti. Grazie e buona giornata, buon lavoro. Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Ed eccoci qua con Alessandro Morelli, che saluto e che ringrazio. Buongiorno Alessandro, ben trovato. Come Buongiorno stai? a te Giulio e a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo sempre nei pressi dell'Italia da fare, che è un mestierone di quelli interessantissimi, peraltro stimolanti e sfidanti, no Alessandro, dalla tua posizione, poi in particolare hai lo sguardo d'insieme su tutte le cose che si muovono. Prima di entrare nel dettaglio, e lascio a te come al solito principalmente di condurci attraverso i punti principali e le cose dell'agenda, diciamo così, di questo periodo, delle cose da fare appunto per i prossimi tempi, a medio, breve e lungo raggio. Beh, insomma, due cosette veloci le traggo anche da ciò che hai messo in luce tu sulla tua pagina Facebook, ovvero, ne abbiamo parlato in questi giorni ovviamente, le elezioni in Friuli Venezia Giulia, dove la Lega è tornato il primo partito. Ci sono tanti politologi che insomma avranno di che riconsiderare le premesse del loro nobile mestiere, e dall'altra parte invece il decreto Ponte che è in Gazzetta Ufficiale. Il ponte sullo stretto costerà la metà del reddito di cittadinanza. E questo sarebbe un altro argomento interessante di cui discutere stamani, forse, perché si comincia a entrare un pochino nella macchina pratica di quest'opera, sulla quale è inutile riassumere i favoleggiamenti vari, no? E anche tutto sommato gli scetticismi che si sono accumulati nel corso dei decenni. Ti lascio subito la parola e intanto poi ci condurrai tu tra le cose da fare. Grazie Giulio, grazie a tutti voi per questa opportunità di servizio pubblico che Radio Libertà offre tutte le settimane, cercando di appunto puntualizzare quelli che sono i focus politici, e quindi veniamo a Friuli Venezia Giulia, ma anche chiaramente agli argomenti che riguardano l'Italia del fare. Sì. Oltre che da fare. Per quanto riguarda il tema del Friuli e delle elezioni regionali che ci sono state, chiaramente il grande successo di Massimiliano Fedriga, della Lega, della lista civica collegata al Presidente, insomma di fronte, sotto gli occhi di tutti, questo dimostra come ancora una volta il buon lavoro della Lega viene premiato, e dal mio punto di vista, insomma, tu hai parlato di politologi, noi non siamo politologi, ma avendo la formazione giornalistica di cronaca politica, insomma, qualche analisi mi permetto di farla togliendo un po' la giacchetta del ruolo di Palazzo Chigi. Ma sostanzialmente abbiamo dimostrato, e questo voto dimostra, come il buon lavoro che stiamo facendo, dopo evidentemente una partita che non è andata
come avremmo voluto per le elezioni politiche, con dei risultati elettorali che sicuramente non sono stati premianti quanto avrebbero potuto per il lavoro fatto dalla Lega in Parlamento nella scorsa legislatura. Insomma, il lavoro che stiamo facendo e lo stiamo dimostrando con un governo differente evidentemente rispetto a quello Draghi, dove non solo siamo la seconda forza, ma in più evidentemente è diciamo una coalizione che è coesa su dei punti, dei valori che sono valori fondanti, che basano le loro radici su tutto il tema della libertà, dei valori profondi dai quali noi siamo sempre partiti, quindi la famiglia, eccetera, eccetera. È inutile che io stia a dire, ad aggiungere carne al fuoco, visto che poi peraltro avete appena sentito Alberto Gusmeroli, che sui temi economici è uno delle nostre punti di diamante. Quindi con il buon lavoro che stiamo facendo al governo e il buon lavoro fatto da Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, da il nostro Massimiliano Fedriga, i risultati elettorali sono questi. Quindi dopo risultati importanti che hanno visto mantenere delle ottime prestazioni chiaramente elettorali alla Lega in Lombardia, e la vittoria nel Lazio, arriva anche appunto in coalizione, arriva anche appunto questa conferma di Massimiliano Fedriga, che come dicevo è uno dei nostri punti di diamante per quanto riguarda la classe dirigente leghista. Quindi diciamo che il buon lavoro e letteralmente l'essersi messo il caschetto e la giacchetta gialla dell'ANAS, delle ferrovie e in generale dei lavori pubblici sta portando sicuramente dei buoni risultati al nostro leader, segretario nonché ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Il buon lavoro che insomma la compagine di governo e i gruppi parlamentari stanno facendo in Parlamento stanno premiando una compagine, quella leghista, che con la concretezza, col pragmatismo, con l'Italia del fare, oltre che da fare, sta dimostrando di mettere a terra una serie di iniziative che sono iniziative evidentemente apprezzate dall'elettorato tutto, non solo chiaramente dalla nostra militanza. Rimettendomi un attimo la giacchetta del componente della scuola di Palazzo Chigi, ricordo che appunto, e anzi grazie per averlo segnalato, il decreto Ponte è in Gazzetta Ufficiale. Se ne parlava fino a pochissimo tempo fa come una aspirazione, come una proposta, a volte quasi come una provocazione fatta da Matteo Salvini. Ecco, ancora una volta Matteo Salvini passa dalle parole ai fatti. Oggi quella norma è legge. Sulla base di quella legge si potranno mettere in campo tutte quelle azioni amministrative, burocratiche e non solo, che porteranno alla posa della prima pietra entro il 2024. Tra l'altro, l'altro tema è quello che abbiamo già sfiorato l'altra settimana, no? Volevo chiederti che tipo di accoglienza ha avuto da un punto di vista pratico, cioè in vista proprio del fare, il nuovo codice degli appalti. Perché al di là di qualche polemica iniziale, mi pare di capire che invece sia una novità che è stata molto gradita da coloro che sono dediti al fare in questo paese. Chiaramente i sindacati hanno preso una posizione netta e ho discusso in maniera abbastanza accesa in una trasmissione televisiva proprio venerdì con uno dei leader sindacali, esattamente il segretario generale della UIL, perché appunto la critica paventata era quella della possibilità, essendoci l'opportunità per le aziende di fare subappalti che chiaramente semplificano dal punto di vista dei rapporti tra le stazioni appaltanti, tra il governo o comunque le aziende che devono dare il via ai lavori e le società, le ditte che poi fisicamente fanno questi lavori. Dicevo, la preoccupazione rilanciata da questo leader sindacale è stata quella dei cosiddetti contratti pirata, cioè contratti che
sono proprio fuori dalle regole rispetto al tipo di lavoro che viene realizzato all'interno dei cantieri, oppure sono quei contratti, diciamo, borderline, sul filo di lana, che stanno un po', sono quasi accettati per i criteri che riguardano i lavori da compiere oppure secondo altri non sono validi. Allora, di fronte a questa critica, per di più esposta da un sindacalista, mi sono permesso di segnalare che questa è diciamo la ratio della vita di un sindacato, perché se noi ci sogniamo, e se loro si sognano, che i sindacati siano solo di fatto delle aziende utili per fare da un lato tessere, dall'altro i 730 della mia mamma Angela, che vive a Milano, ha 74 anni, e quando deve presentare il suo 730 chiaramente va nel primo CAF utile, e altrettanto chiaramente con un piccolo pagamento e la tessera sindacale. Allora, se quello è il sogno dei sindacati, forse hanno sbagliato a capire, o quantomeno, diciamo, non è l'immagine che il cittadino comune ha del sindacato. Il sindacato dovrebbe, questa almeno, Giulio, dammi qualche conferma, ti prego, perché c'è stata veramente una discussione accesa su questo argomento, dovrebbe essere quello che tutela i lavoratori proprio sul posto di lavoro, quindi anche nei cantieri, quindi anche quelli che, secondo questo esponente sindacale, potrebbero essere messi a rischio da questi cosiddetti contratti pirata. E allora se non sono i sindacati a darci una mano a tutti quanti, a noi, ai lavoratori chiaramente, a noi governo, che come possiamo tutti immaginare abbiamo l'auspicio che i lavoratori vengano adeguatamente non solo pagati ma tutelati, se non sono i sindacati che devono avere questo ruolo, anche loro, oltre a chiaramente agli enti che devono fare i controlli sul lavoro, eccetera, eccetera, allora a questo punto appunto non chiamiamoli più sindacati, troviamo un altro nome, diventano appunto delle organizzazioni che si preoccupano di produrre tessere da un lato e dall'altro aiutare e sostenere quelle fasce della popolazione che hanno la necessità di rivolgersi alla burocrazia diciamo economico-finanziaria del paese, e non solo, perché chiaramente, come sapete, i CAF funzionano anche molto semplicemente per dare opportunità alla popolazione immigrata, per rapportarsi con gli enti pubblici, insomma tanti ruoli che sono sicuramente utili ed efficaci, ma la ratio, ribadisco, con la quale sono nati i sindacati sono proprio quella di difendere i lavoratori. Se l'appunto attenzione, perché potranno esserci dei problemi tra datori di lavoro e lavoratori con la creazione di questi contratti, ognuno faccia il suo mestiere, io ho detto, e quindi da un lato i sindacati facciano questo, dall'altro l'ANAC, che è l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, faccia altrettanto il suo lavoro, perché uno dei principali esponenti critici è stato proprio il presidente dell'ANAC, che avrà il compito di verificare che non ci siano, che i mariuoli che ci sono, perché anche questa informazione la dobbiamo dare. Guarda Giulio, io e te meritiamo il Pulitzer per quello che sto per dire, e cioè, fatto 100 il numero di cantieri, di appalti, c'è una percentuale sempre di mariuoli. C'è in Italia, c'è in Germania, in Argentina, come a Tokyo, come in Giappone. Lo sappiano questi signori dell'ANAC, lo sappiano i sindacati, adesso lo sanno tutti perché lo stiamo divulgando, se non lo sapevano. Ecco, l'ANAC deve verificare che questa percentuale, ho citato un numero a caso chiaramente, questa piccola percentuale di personaggi, di delinquenti che cercano di frodare il prossimo, in questo caso peggio ancora perché cercano di frodare la cosa pubblica, devono essere presi. E allora ci sono strutture esattamente come l'ANAC che servono a questo. Chiaramente da parte del governo ci sarà tutto il sostegno possibile e immaginabile, anche di nuove norme, su questo siamo abbastanza creativi, lo abbiamo dimostrato, per contribuire al buon lavoro di chi deve fare i controlli. Però se tutte le volte ci dobbiamo basare sul fatto che c'è questa piccolissima percentuale di delinquenti per motivare il fatto che non ci devono essere innovazioni, allora a questo punto torniamo
torniamo al vapore, torniamo anzi all'età del ferro, perché lì siamo tutti sicuri che ci autoproduciamo tra noi stessi quello di cui necessitiamo e nessuno ci autofroda, insomma. Tra l'altro evito, Alessandro, di porre un problemino così di dettaglio circa l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, perché ci sono fior di autorevoli osservatori, giuristi e non solo, che osservano, secondo me, con un buon fondamento, che un'autorità con poteri della magistratura come l'ANAC sia un po' un controsenso nel nostro sistema, perché già esiste una magistratura che è addetta a far rispettare le leggi. E poi, tra l'altro, visto che in Italia si dice sempre che la magistratura deve essere indipendente dal potere politico, l'ANAC, il presidente e i componenti dell'ANAC sono nominati dal governo. Sono nominati dal Consiglio dei Ministri e poi nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Quindi sono un organo ibrido che sta a metà fra la politica e la magistratura e che si occupa di questioni delle quali dovrebbe già occuparsi normalmente la magistratura, permettimi di dire, no? O sbaglio? Hai perfettamente, cioè questo criterio, questa logica è chiaramente non fa una grinza. Non mi permetto di dire nulla contro l'ANAC, perché come tu puoi immaginare Per non carità, voglio certo, ci mancherebbe apparire altro. domani 9 colonne sul Corriere della Sera. Però io con da un leghista. cittadino lo posso dire. Tu hai la giacchetta del sottosegretario alla programmazione economica, io ho la giacchetta del cittadino, lo posso dire. Fortunatamente sono un cittadino anch'io, posso condividere pienamente quello che tu hai affermato. Diciamoci serenamente, avere una struttura che fa un controllo in più può anche essere utile, anche perché l'auspicio è che ANAC possa intervenire prima che la magistratura debba intervenire di fronte a cose fatte. Allora mettiamo proprio sul tavolo questo ragionamento. Scusami se abbiamo sviato su questo tema, però almeno i nostri concittadini sanno di cosa stiamo parlando, perché appunto ci sono queste, i nostri ascoltatori si rendono conto, perché ci sono questi acronimi per cui c'è l'ANAC, ci sono altre, e non si capisce bene a volte quali siano i ruoli di ognuna di questi enti, perché la magistratura chiaramente interviene dopo che è stato commesso un reato. L'auspicio è che ANAC possa intervenire prima che il reato venga commesso. Attenzione, può anche capitare il caso che, fatto comprendendo che sono tantissimi i bandi pubblici, le opere pubbliche, e non solo opere fisiche, ma anche i bandi di prodotti immateriali, ci possono essere degli errori che nel seguire l'iter burocratico, si ingigantiscono e causano anche problemi penali, tanto che appunto c'è la cosiddetta paura, il timore di mettere la firma, no? Di funzionari pubblici che anche in buona fede magari stanno compiendo degli errori. Sappiamo che ci sono, l'Italia è il paese, è il normificio del mondo, e quindi può anche capitare che un dipendente pubblico compia un errore involontario e che alla fine di tutto l'iter burocratico si ritrovi in situazioni tra virgolette molto pesanti dal punto di vista a volte anche non solo civile ma anche penale. ANAC deve intervenire proprio per dire: caro dipendente pubblico, guarda che qui c'è stato un errore, vediamo di recuperare da quell'errore in buona fede, recuperare da quell'errore, e quello è il compito dell'ANAC, valutare se Mario Rossi ha compiuto un errore in buona fede o lo ha compiuto in malafede. Nel caso della malafede deve intervenire la magistratura che lo punirà. Nel caso della buona fede, siccome l'obiettivo di tutti dovrebbe essere, di tutti gli enti pubblici, dovrebbe essere l'ottenimento del risultato, e quindi se si sta parlando di un bando pubblico per dare, che ne so, rifocillare nelle scuole, dare il cibo nelle scuole, per esempio, le mense scolastiche, l'auspicio è che il cibo arrivi di qualità nelle nostre mense scolastiche. Non è certo quello di trovare per forza la virgola che non andava bene per colpevolizzare Mario Rossi che ha messo quella virgola che non andava bene, ma poi il risultato è che si interrompe l'iter burocratico che porterà il cibo di qualità nelle nostre scuole. Corretto, Giulio? Mi segui nel ragionamento? Certo. Ecco, allora, quindi se Mario Rossi sta compiendo un errore, a volte in buona fede, compito di ANAC dovrebbe essere quello, e anzi molte
molti enti pubblici ci hanno provato a chiedere: ma se io faccio il bando di gara, se io faccio questa iniziativa burocratica, che devo fare? Perché la trasparenza è proprio questo, ci si basa su questo nel rapporto tra il pubblico e il privato. È corretta la mia modalità di interpretazione della norma, eccetera, eccetera? ANAC deve intervenire su questo, proprio per evitare che ci siano valutazioni, interpretazioni che poi possono portare alla fine a qualunque tipo di problema, dove appunto deve intervenire la magistratura. Se ANAC interviene anche appunto, l'hai ricordato, essendo nominati dalla politica, interviene politicamente in maniera preventiva su un argomento sul quale, come tu hai sottolineato, e lo hai sottolineato per fare la fotografia della situazione, sostanzialmente sono tutti contenti. Chiaro, le associazioni di categoria hanno palesato dei chiaroscuri all'interno di questa grande norma che è il nuovo codice degli appalti. Grazie. Certo, noi non ci facciamo dettare l'agenda, il governo non si fa dettare l'agenda né dall'associazione di categoria X né dall'associazione di categoria Y, perché legittimamente questi portano avanti le istanze di chi rappresentano. È chiaro che questo codice degli appalti, esattamente come tutte le buone norme, è un equilibrio di vari interessi, tutti legittimi, attenzione, di vari interessi che sono stati portati in Parlamento, perché questa è, anche una assoluta novità, purtroppo poco segnalata, chissà come mai, dai media mainstream, e cioè la costruzione di una norma che si basa sì su una spina dorsale che è stata il primo decreto approvato oramai qualche mese fa in Consiglio dei Ministri, ma poi ora fino al termine della seconda definitiva approvazione in Consiglio dei Ministri c'è stata una valutazione con delle proposte vere presentate dai singoli parlamentari, da tutto il Parlamento italiano, che ha avuto la possibilità, essendo il parlamentare un rappresentante A del territorio, B delle legittime istanze di varie associazioni che chiaramente hanno rapporti con il Parlamento, doverosi rapporti che sono anche questi sono assolutamente pubblici, perché chiaramente ci sono state varie interlocuzioni delle commissioni parlamentari con le associazioni, interlocuzioni pubbliche, perché voglio sempre chiarire, perché poi c'è sempre questa sorta di nebbia nella quale appunto chi è critico cerca di infilarsi, invece qua è tutto assolutamente alla luce del sole. Quindi la norma è stata la spina dorsale è stata promossa dal governo. In seguito c'è stata un'interlocuzione del Parlamento con il mondo, con tutto il mondo, con gli stakeholder che toccano questo argomento, e infine la definitiva approvazione con le modifiche del governo. Quindi è stata una legge totalmente aperta alle proposte, e io vi posso assicurare, avendo vissuto questo percorso, che veramente tutti sono stati ascoltati, e nel caso in cui le proposte e i commenti fossero stati valutati positivamente, tutte queste proposte sono realmente entrate dentro al nuovo codice degli appalti. Quindi francamente chi si lamenta, e ne ho citati due, ANAC e i sindacati, ora sì, effettivamente hanno un po' da lavorare, perché il nuovo codice degli appalti libererà veramente, sburocratizzerà, e quindi darà da lavorare, e sì, questo lo devo riconoscere, anche a loro, oltre che a grande parte dei settori che vengono toccati dal codice degli appalti. E questa è la sostanza, no? Poi la natura francamente politica dell'ANAC facilmente la può scoprire qualsiasi nostro ascoltatore o ascoltatrice facendo una piccola ricerca semplicemente su Google. Il presidente dell'ANAC è stato segretario generale con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, nominato il 10 giugno del 18, ha tutta una carriera all'interno anche di altre authority. Gli altri componenti dell'ANAC sono tutti comunque di affiliazione politica, c'è poco da girare
girarci intorno. Non perdiamo troppo tempo su questo, direi però Alessandro, perché è chiaro che ci sono anche componenti. E poi in Italia si continua a dire che appunto la politica è indipendente dalla magistratura, la magistratura deve essere indipendente e via dicendo. Tutte favole, perché poi oltretutto nei ministeri sono pieni di magistrati distaccati col bilancino a seconda delle correnti della magistratura, e questo è un altro problema che ci porterebbe ancora altrove. Ma rimaniamo ancorati alle questioni del fare. I minuti passano, sono già le 9:25, io ti devo chiedere a questo punto conto del tuo punto di vista su un'altra questione di questa settimana, cioè la revisione, la rimodulazione, il buon utilizzo delle risorse legate al PNRR in chiave europea. Ce la facciamo a rendere questa cosa buona e utile? Prima parlavamo con Gusmeroli della possibilità, la Lega ha indicato una strada, di rendere utile la questione dei bonus edilizi, di renderli più pratici, pragmatici, rispondenti ai veri bisogni di chi deve rimettere a posto la casa, ristrutturarla secondo criteri energetici e antisismici autentici e veri, e anche fiscalmente, diciamo, sostenibili. Si può fare un'operazione di pragmatismo anche per il PNRR? Guarda, io lo dico in maniera molto diplomatica. Diciamo che il PNRR è stato costituito con grande forza dai governi che ci hanno preceduto, in particolare dal governo giallorosso, e poi seguendo quell'onda anche dal governo Draghi, dove noi eravamo presenti, ma sappiamo appunto, è stata la premessa con la quale siamo partiti questa mattina. Oggettivamente oggi siamo in un governo molto diverso, politico, uscito dalle urne, e nel quale appunto si lavora in maniera costruttiva e di squadra. Dall'altra parte, durante il governo Draghi, chiaramente eravamo letteralmente circondati, esattamente come lo erano gli altri. Detto questo, dunque, secondo me chi ha pensato il PNRR, quindi il governo Conte 2, il governo giallo-rosso, ha proprio sbagliato, ha proprio compiuto un errore, ma un errore basilare, ed è lo stesso ragionamento al quale facevamo l'esempio prima, no? Se parti con dei presupposti sbagliati, alla fine, visto che l'iter è vorticoso e quindi aumenta molto di più rispetto alla partenza, poi i risultati saranno connessi, collegati proprio all'incipit dal quale è ripartito, dai criteri dai quali è ripartito. Il PNRR è una grande operazione economico-finanziaria che l'Europa ha messo a disposizione dei paesi per mettere in campo delle progettualità non solo fisiche, ma anche di idea straordinarie. Quindi progettualità economica finanziaria straordinaria per obiettivi straordinari. Penso per esempio alla digitalizzazione del paese, penso per esempio alla costruzione dell'alta velocità verso il meridione e il completamento dell'alta velocità tra l'ingresso in Piemonte e l'uscita in Friuli. Questa è la ratio del PNRR. Poi, se andiamo a vedere che cosa è stato messo in campo in questi governi, nei governi che ho citato, vediamo che tra le varie ipotesi c'è anche il rifacimento della piazzetta, c'è sicuramente cose valide, ma che hanno perso la ratio per la quale c'è dell'opera straordinaria che cambia il volto del paese e che guarda avanti. Dunque, per questa ragione, dal mio punto di vista, è evidente che bisogna ricalibrare quelli che sono stati degli investimenti che probabilmente, peraltro, non andranno in gol. Anche perché, e questo lo sottolineo, noi siamo il primo governo in assoluto che ha costituito una cabina di regia sul tema dell'idrico, che è oramai una necessità assoluta, sulla quale purtroppo ora raccogliere fondi dal bilancio nazionale è molto complicato. Dunque, per esempio, visto che nel 2020 nessuno aveva ipotizzato che sarebbero stati necessari importanti investimenti, per esempio sul tema del riuso delle acque, o dall'altra parte la possibilità, soprattutto nelle aree costiere, di utilizzare, che sono in maggiori difficoltà dal punto di vista idrico, di utilizzare per esempio la tecnologia dei desalinizzatori. Alcuni fondi del PNRR che noi già sappiamo che probabilmente incontreranno delle problematiche per andare in gol, penso al caso che è stato citato da tutti i giornali, ma che io e te ce lo possiamo dire francamente con tutti i nostri ascoltatori, il caso dei 2 stadi
è sicuramente notiziabile, giornalisticamente interessante, Sì. ma capiamo tutti che stiamo veramente parlando di una virgola rispetto ai 209 miliardi di cui stiamo realmente trattando. Dunque, tornando alla questione, rivedere le finalità con le quali questi investimenti sono stati messi in campo, probabilmente, secondo me, è la strada giusta. Gusmeroli, chiaramente, essendo la nostra punta di diamante sul tema dei bonus edilizi, propone questo. Io rilancio il tema dell'idrico. Ce ne sono molti di argomenti che sicuramente sarebbero validi per motivare maggiormente anche chi sta pensando e ricordando che questi sono sempre, per la stragrande maggioranza, soldi Debiti. a debito. Certo, allora sono le 9.30, dobbiamo salutarci, però voglio fare una piccola spigolatura su una questione della quale ci avevi parlato l'altra settimana, Alessandro, ovvero l'ordine del giorno delle decisioni del CIPES, no? Il comitato interministeriale che poi distribuisce effettivamente i fondi e i lavori. Ebbene, tu ci avevi citato un'opera, l'alta velocità in quel di Vicenza, l'attraversamento di Vicenza. Ho visto che anche il governatore Zaia ha sottolineato l'importanza di quest'opera, perché molto spesso noi abbiamo da qui una percezione parziale dell'importanza di questi stanziamenti. Stiamo parlando di 2 miliardi 200 milioni di investimento e come sottolinea Zaia questo è un investimento molto importante, fondamentale per tutta la regione, non solo per l'area di Vicenza e ben oltre anche la regione, e questa diciamo non è una cosa minore. Apparentemente uno dice vabbè è una delle cose, no, insomma alla fine l'Italia del fare o da fare si muove anche su queste cose. Messe insieme tutti i tasselli, ogni tassello è importante. E questo insomma ha un suo bel peso, perché 2 miliardi 200 milioni non sono pochi, ma soprattutto si inquadrano in una prospettiva strategica. Strategica perché, ricordi, 2 miliardi e 2 sono evidentemente importanti per il territorio, per le aziende che lavorano, eccetera, eccetera, ma sono fondamentali per completare quella che appunto è un'alta velocità che ancora non è completa dall'ingresso in Piemonte fino all'uscita in Friuli, perché evidentemente questo potrà permettere all'Italia e in particolare alle regioni che vengono toccate da questa alta velocità, che è anche alta capacità, noi ce lo dobbiamo sempre ricordare, di avere un upgrade importante, perché sempre connesso a tutto questo noi per esempio stiamo implementando con grande forza il tema del cargo per quanto riguarda l'aeroporto di Malpensa. Abbiamo una grande opportunità che riguarda, per ora non sfruttata, che è l'aeroporto di Montichiari, sempre legata, quindi Brescia, che è sempre legata a tutto il tema del cargo. Noi potremo portare le merci di tutto il mondo, soprattutto quelle maggiormente deperibili, in maniera molto rapida verso appunto questi hub aeroportuali nel cuore della pianura padana, attraverso la appunto alta velocità / alta capacità, verso tutto il resto d'Europa. È chiaro che quindi questi 2 miliardi non devono essere visti come quel puntino lì, ma è una grande partita a risico, per cui evidentemente qua fortunatamente togliamo i carri armatini, mettiamo in questo caso dei treni veloci o molto capienti, mettiamola così, che potranno permettere evidentemente al nostro territorio di avere una crescita economica importante, perché se il cargo, parte del cargo che va che arriva nel sud Europa atterrerà a Malpensa e a Brescia, questo, come chiunque può capire, vuol dire economia, lavoro, crescita economica e finanziaria dei nostri territori. Grazie allora ad Alessandro Morelli. Alessandro, buona giornata, buon lavoro e buona Pasqua. Grazie a tutti voi, buona Pasqua a tutti gli ascoltatori. Grazie ad Alessandro Morelli, e tra poco con noi Carlo Cambi per un'altra puntata degli Scorretti, ma solo tra poco. Avete ascoltato l'Italia da fare. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando